Amici bellini, buon lunedì, è un lunedì di calcio, un lunedì in cui si giocherà Milan-Roma e in questo giorno in cui Donnarumma risulta positivo e quindi c'è una defezione per il Milan e chissà che questo potrà portare magari al mio pronostico del 2-3 per la Roma, dobbiamo parlare di portieri, quindi di rinnovi e di cose importanti che potranno influenzare il cammino della nostra squadra in questa stagione. Cominciamo. Mi faccio aiutare dall'app OneFootball che consiglio di scaricare perché ti puoi tenere aggiornato su tutte le notizie del Napoli, della tua squadra e anche in generale delle altre squadre. E una delle notizie che quando vado a seguire il Napoli mi colpisce, oltre al rinnovo di Gattuso che noi sappiamo già, lui non ha problemi, lui sta bene a Napoli, però ha sempre detto che questa clausola per lasciare non gli convince, non lo convince, insomma, lo sappiamo anche Gattuso uomo, no? Non vuole queste restrizioni, lui è un professionista e non ha bisogno di queste restrizioni, però dice chiaramente, dice a me mi può partire la testa se non mi vanno bene delle cose, me ne voglio andare e devo essere anche libero di farlo ed ecco che sembra che ci sia un'intesa generale tra il Napoli, Giuntoli, Gattuso, ADL, quindi io credo che il rinnovo si farà. Se anche non si dovesse fare in tempi brevi, non ho dubbi che Gattuso darà comunque il 150% per la squadra, per questa maglia, lo sappiamo, non abbiamo dubbi in questo senso. Altrettanto non abbiamo dubbi dell'impegno per quanto riguarda Yusai, perché la notizia che ci dice OneFootball è che Yusai è ancora in attesa del rinnovo e il famoso Giuffrida, che io chiamo Giuffrida ma non si chiama Giuffrida, continua ad essere così insomma, mean si dice in inglese, è mean quando ogni volta che gli fanno un'intervista c'ha sempre questa inflessione molto cattiva, molto scorbutico e insomma insiste, no, noi ce ne andiamo, insomma dobbiamo, non è legato al rinnovo di Gattuso, non deve rinnovare se resta il mister, sono 2 anni che corro dietro al Napoli, mi sono stancato. Ma come, ma che brutto sentire tutte queste cose, oltretutto con Giuffredi ha anche altri giocatori, Mario Rui, Di Lorenzo, perché devi essere sempre... Secondo me in queste situazioni si va a tuzzo. Si va a tuzzo con ADL che altrettanto può scocciarsi e ad andare allo scontro e quindi noi poi perdiamo mo al di là del valore del giocatore. Noi dobbiamo affrontare questi discorsi in maniera più generale. Sì, un Yusai ci puoi rinunciare e puoi trovare un terzino migliore. Però in generale, no? È brutto che non ci sia unità di intenti, che non ci sia una pace in famiglia. Ed è per questo che poi mi lego alla questione del rinnovo di Yusai, considerando la questione spogliatoio. Noi sappiamo che veniamo da una stagione, la stagione scorsa, dove abbiamo sofferto l'ammutinamento, gruppetti di giocatori che erano d'accordo o meno tra di loro, contro l'allenatore, contro la società, non si capiva bene, non si saprà mai la verità totale. Si parla di un Allan che ha appeso al muro il vicepresidente, si parla di un Allan che poi dopo è andato a seguire Ancelotti, quindi non era contro il tecnico. Insigne, qual è stato il ruolo di Insigne in tutto questo? Mertens è stato il primo ad andarsene con la spalla, insomma, o zaino in spalla, no? Con la spalla in zaino. Ma questo ci deve far riflettere anche su un'altra cosa, visto che abbiamo evidenziato Insigne rimproverare Fabian in un paio di occasioni chiaro preso dalla telecamera, Fabian fai sempre il tunnel, Fabian guardami, un attimo solo, non creiamo un caso su questo caso specifico perché poi alla fine Fabian i 2 gol che il Napoli non vengono convalidati per fuorigioco sono assist di Fabian, quindi calma su questo. Ma la questione portiere ritorna in auge perché mi dicono, i cugini Sellini mi fanno notare che al momento della parata di Meret nel finalissimo della partita col Benevento non c'è stato questa grande entusiasmo da parte di tutta la squadra verso Meret. Io non l'ho visto bene, voi mi farete sapere nei commenti se l'avete notato anche voi, perché ho dovuto subito stoppare e giustamente andare a fare l'editing e preparare gli altri video, ma c'è stato o no un grande... mi dicono i miei cugini che
solamente Di Lorenzo ha veramente abbracciato Meret, e poi si parla anche di un finale di gara dove i due insigne parlano tra di loro e Meret viene quasi ignorato. Ecco perché noi ci dobbiamo porre il problema se Meret non ha legato bene con lo spogliatoio, ed ecco perché Gattuso spesso nelle partite importanti preferisce Ospina, che probabilmente è stato eletto dallo spogliatoio come una figura che ha più leadership per la difesa, con tutti i compagni, insomma si fa sentire di più. Probabilmente quello che pensavamo noi all'inizio, cioè che Meret avrebbe giocato più gare di Europa League e Ospina più gare di campionato, non è proprio la situazione che si verrà a verificare, ma che Ospina è probabilmente il portiere delle partite più importanti e Meret quello delle partite meno importanti, visto che Meret ha cominciato in Europa League ma poi è stato confermato contro il Benevento. Credo che adesso contro la Real Sociedad vedremo un Ospina di nuovo in porta, anche per queste dinamiche di spogliatoio che insomma hanno la loro importanza quando vuoi aprire un ciclo e vuoi vincere qualcosa di importante. Si sa, il Napoli ha raggiunto quei 91 punti quando c'era un'unione di spogliatoio totale. C'è stato il patto dello spogliatoio, gente che ha rifiutato rinnovi, gente che è tornata prima dalle vacanze, non rifiutato rinnovi, rifiutato offerte, gente che torna prima dalle vacanze per allenarsi, per impegnarsi e per raggiungere l'obiettivo. Ecco, in questo momento dobbiamo stare attenti e fare in modo che in questo spogliatoio, oggi che la rosa del Napoli è veramente completa, che tutti remino sulla stessa barca. Abbiamo visto una grande unità tra gli attaccanti, nonostante si dovranno alternare molto, Petagna, Osimhen che si abbracciano, si ritwittano, si mettono i like su Instagram. Chissà che Meret non faccia parte di questo gruppo, e quindi ecco perché ci spieghiamo la scelta di Gattuso nelle partite più importanti dove la tensione sale, la scelta di Ospina. Non vorrei fare un caso esagerato, ma insomma è importante valutare anche questo. Ricordiamoci che mercoledì avremo una live intorno alle 7, 7:30, vi farò sapere meglio nel Community Tab, con Antonio Moschella, il giornalista inviato da Barcellona per approfondire l'argomento Real Sociedad, che è una squadra che dobbiamo tenere ben insomma presente e evitare di fare sciocchezze, perché siamo già con 3 punti che avevamo previsto in meno, e quindi per qualificarci nel girone dobbiamo assolutamente fare risultato lì e non sarà facile, quindi noi faremo l'approfondimento. Mi raccomando, non perdetevelo perché è una roba molto interessante. Oltretutto Moschella, vedete che ha partecipato anche a questa cosa qui, intervista a Maradona, insomma è il momento dei 60 anni di Maradona e molti stanno facendo insomma approfondimenti, inserti sui giornali, e Moschella è stato uno di questi, quindi che qualità che vi porto in questo canale, voi lo sapete, mi supportate e io non potrei ringraziarvi più di questo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. E mi raccomando, forza Napoli sempre, perché sennò, capito, diventa un po' difficile. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama Giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.